Buongiorno da Adria, oggi siamo in sala consigliare per la quarta edizione della borsa di studio intitolata agli scrittori adriesi Luigi Grotto e Marino Marin, riservata a ragazzi residenti ad Adria. Ascoltiamo le parole del sindaco e naturalmente facciamo vedere le immagini dei vari premiati. Ci tengo a fare i complimenti alle ragazze e ai ragazzi, ai genitori, ai professori, perché queste sfide le avete fatte voi, in primis, ma sempre col sostegno della famiglia, della scuola, e sono secondo me dei segnali bellissimi. Sono dei segnali bellissimi perché? Perché vi siete dimostrati, grazie, vi siete dimostrati che con le vostre forze, le vostre capacità, le vostre competenze siete in grado di raggiungere gli obiettivi, i risultati che vi siete posti davanti. È tanta roba questa, no? È tantissima, nel senso che man mano che crescerete vi renderete conto che alla fine questi messaggi sono veramente importantissimi per tutta la vita, perché poi le sfide cambieranno, insomma oggi è la borsa di studio, domani chi lo sa è lavoro, dopodomani è un'altra cosa, ma la vita si costruisce con un percorso e voi avete iniziato un bel percorso. A questa borsa di studio hanno partecipato 120 studenti. Per la cronaca, nella prima sezione classe terza, quarta e quinta della scuola primaria, Giulia Poli, prima classificata che ha ricevuto un premio di 250 euro, seconda classificata Gloria Zucconelli con un premio di 200 euro e terza classificata Ginevra Bergo con un premio di 150 euro. Per quanto riguarda la seconda sezione, scuola secondaria di primo grado, primo classificato, al quale vengono assegnati 250 euro, Marco Bianchin, secondo classificato con 200 euro Vittorio Cordella, il terzo classificato che si è aggiudicato 150 euro Agata Porto. Per la terza sezione, scuole secondarie di secondo grado, primo classificato Lorenzo De Gobbi, al quale è stato assegnato un premio di 350 euro. Secondo classificato Francesco Marozzi, con un premio di 250 euro, e terzo classificato Sofia De Agostini, con un premio di 200 euro.